Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. La flottiglia torna a Gaza. Sono partite dal porto di Augusta le prime barche della nuova missione diretta a Gaza. 7 mesi dopo la prima partenza dalla Sicilia, questa volta a bordo della Global Sumud Flottiglia non c'è nessun politico, soltanto attivisti che arrivano da ogni parte del mondo. Mondello, adesso si rischia il caos amministrativo sulla gestione della spiaggia. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto il ricorso della società italo-belga e intanto i palermitani ne approfittano per godersi il mare e la prima Tintarella. Lungomare di Catania senza controlli, l'area interdetta dopo i crolli del ciclone Harry, presa d'assalto da famiglie e bambini che in barba ai divieti scavalcano le transenne davanti ai vigili urbani. Furto sacrilego nella chiesa di Santa Maria della Guardia a Catania, un danno da oltre 20.000 euro, individuati 2 ladri con le telecamere, ma il parroco accusa gli incivili del quartiere. A Licata, emergenza sanitaria in pediatria, il sindacato regionale dei medici denuncia gravi carenze organizzative e mancanza di personale. Calcio in Serie B, il Palermo pareggia 1-1 a Reggio Emilia contro la Reggiana. Sfumato il sogno della promozione diretta, adesso il sogno della Serie A passa inevitabilmente dai play-off. Bentrovati. Parte oggi la nuova missione della Sumud Flottiglia, più di 60 le barche a vela che da Augusta raggiungeranno la striscia di Gaza per portare sostegno alla popolazione palestinese colpita dalla guerra. Ci racconta tutto Francesco Loi. Are you ready to go? Yes. Siamo pronti da quando questo disastro era nella mente di Israele. La Global Sumud Flottiglia torna in mare. 7 mesi dopo la prima partenza da Augusta è arrivato il momento di salpare di nuovo. Nuova missione ma stesso ideale. Assolutamente sì, stesso ideale, stessi obiettivi dell'anno scorso, perché purtroppo a Gaza in Palestina rispetto all'anno scorso le cose non sono cambiate e anzi sono peggiorate perché quest'anno nessuno ne parla più. Questa volta a bordo non c'è nessun politico, soltanto attivisti che arrivano da ogni parte del mondo. Sono più di 60 le barche a vela che da qui sono dirette sulla striscia di Gaza. L'obiettivo è quello di rompere il blocco navale ma anche portare beni di prima necessità. Lì infatti si continua a morire. I bombardamenti ormai sono diventati quasi la normalità. A Gaza continua ad esserci un genocidio che da quando hanno dichiarato il cessate il fuoco sono morte quasi 800 persone uccise dall'esercito israeliano. Negli equipaggi c'è anche chi è già andato sulla striscia ed è stato rinchiuso nei centri di detenzione. Sappiamo anche che nell'ala a fianco c'erano detenuti centinaia di ostaggi palestinesi che erano in grado di sentirci, ma noi non eravamo in grado di sentire loro perché se loro si esprimono, parlano o cantano subiscono conseguenze molto più pesanti. Massimo 3 settimane, sosta tecnica in Grecia inclusa e la flottiglia raggiungerà la destinazione. E sulle altre guerre in atto? Certamente ci sono anche altre guerre e noi saremmo molto felici che anche altri movimenti si creassero come noi abbiamo creato questo. Altro colpo di scena sulla vicenda della spiaggia di Mondello. Il CGA ha accolto il ricorso dell'italo-belga rimandando tutto all'udienza del 14 maggio. Intanto oggi la spiaggia era affollata e in molti hanno approfittato per il primo bagno e prendere anche il primo sole. Vediamo. Mondello oggi si presenta così, spiaggia libera e affollata tra cittadini e turisti. Ieri il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto la richiesta dell'italo-belga di sospendere lo stop alla concessione sulla spiaggia, permettendo dunque all'azienda di non smobilitare, bloccando i bandi fino al 14 maggio, quando ci sarà un'udienza sul caso. Secondo i giudici che hanno accolto il ricorso, senza gestione ci sarebbero rischi per l'ordine pubblico. Ma oggi in spiaggia c'è solo voglia del primo bagno e della prima tintarella. Acqua congelata ma tonificante che non vedo l'ora di toccare. Primo bagno dell'anno da 1 a 10 sostanzialmente è stato traumatico 7, l'acqua è davvero fredda, però all'inizio è davvero fredda ma poi ti ambienti.
e diventa tutto meraviglioso. Acqua sopportabilissima, pulitissima, lo consiglio a tutti il bagno. Il deputato regionale leader di controcorrente Ismaele Lavardera non ci sta e tramite un video sui social ha replicato così. Io ho la coscienza pulita, lo dico da un anno, comune e regione si dovevano certamente muovere prima, forse 116 anni fa, non l'hanno fatto, ci sono perplessità oggettive in merito all'ordine pubblico, ma la battaglia, la genuinità della battaglia, la forza della battaglia non viene messa in discussione. Tra ricorsi e ritardi, il rischio è che la spiaggia di Mondello per l'imminente stagione estiva resti ferma in un limbo. Intanto però ci si gode il primo assaggio d'estate. E sul contenzioso italo-belga interviene il presidente della regione Renato Schifani che dice ci costituiremo tempestivamente in giudizio attendendo gli esiti del contenzioso. Se il 4 maggio il CGA dovesse confermare la sospensiva, la società italo-belga potrà montare le attrezzature e la stagione estiva sarà come gli altri anni, fermo restando che comunque dopo l'estate ci sarà la sentenza di merito di primo grado del TAR sulla revoca della concessione. Queste le parole del presidente della regione siciliana. Raffiche di Kalashnikov contro un ristorante, rimaniamo a Palermo, di Sferracavallo. La condanna di Confesercenti, l'ennesimo episodio di violenza ai danni di un'attività commerciale, conferma quanto sia ancora forte e pervasiva la pressione criminale sul tessuto imprenditoriale del nostro territorio. Lo dice appunto il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina, ribadendo con fermezza il proprio no al pizzo e a ogni forma di condizionamento mafioso. Intanto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha incontrato i titolari del ristorante al Brigantino, assicurando che porterà la situazione all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dopo gli operai sul tetto senza protezioni, adesso vi mostriamo le sconcertanti immagini del lungomare di Catania, con Piazza Battiato devastata dal ciclone Harry, ma presa d'assalto da famiglie e bambini, sportivi anche sotto lo sguardo delle forze dell'ordine e chi si lancia anche dalla scogliera. Questo racconto nel servizio di Tonino De Mana. C'è chi gioca a palla, calcio o basket, chi fa l'altalena, chi sale sugli scivoli e chi, addirittura, si butta dalla scogliera con tanto di cartello e pannello integrativo. In piazza Battiato sembrerebbe tutto normale se non fosse che l'area fitness e la Bambinopoli, devastate dal ciclone Harry, sono delimitate da transenne e New Jersey in cemento. In poche parole, l'accesso è severamente vietato. Poi ci lamentiamo quando succedono le tragedie, le disgrazie. Non a Catania, dove la parola sicurezza è più che un optional. Dopo aver mostrato gli operai sul tetto dell'ex palestra Lupo in fase di abbattimento senza alcun tipo di protezione individuale sotto lo sguardo delle forze dell'ordine, questa volta fa male documentare queste immagini con intere famiglie e bambini che corrono e si divertono tra rottami, cumuli di detriti in un'area interdetta a tutti. Chi percorre il lungomare nota la scena e si indigna. Se è transennata, perché la gente deve per forza entrare? Lei porterebbe i suoi nipotini a giocare in quest'area? Completamente, non se ne parla nemmeno. Guardi alle sue spalle. Sì. Cosa c'è? Tanti bambini, ci sono i vigili, quindi mi auguro che loro almeno possano dare un esempio, ma non lo fanno. Sto vedendo che effettivamente c'è la polizia municipale. Una signora, dopo l'intervista, con grande senso civico e di responsabilità, si dirige verso una pattuglia della polizia municipale per segnalare il pericolo. La risposta che ottiene è tutta in queste immagini, con la gente che allarga le braccia quasi rassegnato. E chi si aspettava un intervento rimane deluso, noi compresi, che però non ci arrendiamo e chiediamo più attenzione alle forze dell'ordine in nome e per conto di una sicurezza che a Catania continua ad essere sconosciuta. 2 impianti sportivi pubblici a Siracusa, la palestra Arcadia e il campo scuola Pippo di Natale, sono stati vandalizzati. A denunciare l'accaduto è stato Giuseppe Gibilisco, capo del gabinetto del comune, che ha diffuso alcuni video. Le porte sono state scardinate, gli arredi danneggiati, i documenti buttati a terra, sul pavimento tracce di immondizia. Quest'ultimo particolare richiama quanto accaduto nei giorni scorsi all'istituto comprensivo Martoglio Verga, visitato dai vandali per 3 giorni consecutivi.
consecutivi. La somiglianza tra due raid potrebbe far pensare agli stessi autori. Andiamo adesso a Catania, perché la chiesa della Guardia di Santa Maria della Guardia di Ognina è stata presa d'assalto da alcuni vandali, è il caso di dirlo, che hanno rubato degli oggetti cristiani di grande valore. Ma per padre Carmelo l'amarezza va oltre e lancia un messaggio alla comunità. Ferlito. Hanno agito più volte, entrando e uscendo indisturbati, facendo razzia di oggetti sacri di grande valore. Nel mirino dei ladri la parrocchia Santa Maria della Guardia a Ognina. Il danno economico supera i 20.000 euro, ma per padre Carmelo Latteri l'amarezza va oltre. L'accoglienza, quella c'è sempre, rimarrà, ma certamente l'amarezza per il fatto, per ciò che è accaduto, questo sì, non solo me, ma anche tutti coloro che hanno saputo, hanno appreso questa notizia. I ladri non sono entrati una sola volta, ma in più occasioni, e sono stati anche molto accorti a lasciare tutto in ordine, approfittando di una porta antipanico lasciata aperta. Ricevuta la segnalazione, i carabinieri si sono immediatamente attivati, analizzando i sistemi di videosorveglianza, individuando 2 persone, un uomo e una donna, già noti alle forze dell'ordine, entrambi denunciati per furto aggravato. Ma per padre Carmelo il furto non è l'unica espressione di inciviltà di questo quartiere troppo spesso trattato male. È un quartiere particolare, è un quartiere di confine, non so come definirlo, è un quartiere dove c'è un po' di degrado, dove c'è anche altro, soprattutto da quello che poi vedo esternamente, forme così di inciviltà, rifiuti lasciati, abbandonati in giro, ma poi soprattutto anche davanti alla chiesa. Insomma, sembra una cosa un po', certo, sono dei segni un po' che dicono, che parlano da soli. E conclude con un messaggio semplice ma potentissimo. Quando c'è un bisogno, le comunità, le parrocchie siamo sempre aperti, attenti ai bisogni, cerchiamo di rispondere ai bisogni. Quindi se c'è qualche difficoltà, venite, parliamo e una soluzione sempre si trova. In 143 sono stati multati a Catania per aver abbandonato rifiuti fra condomini, utenze domestiche e attività commerciali. La sanzione è di 300 euro. In particolare, nel giorno del conferimento dell'indifferenziata hanno lasciato invece sacchi pieni di ogni tipo di rifiuti. In via Fiorentino, inoltre, denunciato un 41enne che stava scaricando rifiuti ingombranti sulla strada. Sequestrata la motoape, che evidentemente utilizzava appunto per scaricare questi rifiuti ingombranti. Andiamo a Licata. La pediatria è sotto pressione all'ospedale San Giacomo dell'Alto Passo di Licata, appunto. Il sindacato CIMO denuncia gravi criticità organizzative e il ricorso sistematico alla mobilità d'urgenza dei medici, ritenuto non conforme alle norme. Vediamo. Emergenza nella sanità agrigentina, riflettori puntati sulla pediatria dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata, dove il sindacato CIMO denuncia gravi criticità organizzative che rischiano di compromettere qualità dell'assistenza e sicurezza dei piccoli pazienti. Al centro della segnalazione il ricorso ormai sistematico alla mobilità d'urgenza dei medici pediatri dell'ospedale di Agrigento, una soluzione tampone che, secondo il sindacato, sarebbe diventata prassi ordinaria. L'istituto contrattuale della mobilità d'urgenza prevede che questa possa essere attivata ed utilizzata solo ed esclusivamente per fronteggiare situazioni eccezionali e temporanee, non certamente come fattore strutturale di programmazione delle attività. Invece i colleghi di Agrigento, i pediatri di Agrigento, vengono sottoposti a questo andirivieni da Agrigento a Licata, una distanza di 50 km che spesso li costringe anche al pernottamento perché sono pure reperibili durante le ore notturne. Criticità che secondo CIMO riguardano anche l'organizzazione dei turni e della pronta disponibilità, con riposi non sempre garantiti ai medici. Una situazione che aumenta il rischio di stress lavorativo e possibili errori clinici. Da qui la richiesta di un intervento immediato per ristabilire condizioni di sicurezza e assicurare piena funzionalità al reparto di pediatria di Licata. Cuori ribelli, nuovo capitolo del progetto con la missione esplorativa del CCPM in Costa d'Avorio e oltre 50 bambini già visitati. Francesco Triolo.
Il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina scrive un nuovo importante capitolo della sua missione del progetto Cuori Ribelli, ideato dall'associazione Una Voce per Padre Pio. Il progetto ha l'obiettivo di offrire cure salvavita ai bambini affetti da cardiopatie congenite nei paesi dell'Africa subsahariana. L'ultima missione dell'equipe diretta da Sasha Gatti nei giorni scorsi in Costa d'Avorio, dove sono stati visitati oltre 50 bambini, tutti piccoli pazienti che saranno inseriti nel programma operatorio della missione che si svolgerà entro l'anno. 3 bambini visitati, anche una piccolissima paziente del CCPM di Taormina. La sua storia è tutta da raccontare, perché la malformazione al cuore è stata riscontrata dai medici siciliani quando ancora la madre era incinta e si trovavano a Taormina per una delicata operazione al cuore del fratellino. Quindi abbiamo fatto questa combinazione per cui il piccolo è rimasto in Costa d'Avorio, lei è rientrata in Italia, ha fatto un intervento correttivo e oggi siamo qui in Costa d'Avorio, in questo posto bellissimo, per controllare e vedere come stanno crescendo. Sembra molto bene, siamo veramente fieri di questa cosa. Nella capitale ivoriana Abidjan, l'associazione Una Voce per Padre Pio ha realizzato negli anni una presenza concreta e articolata, un orfanotrofio, una scuola materna, una casa d'accoglienza, una struttura dedicata ai bambini nati in situazioni di disagio. A queste si aggiunge un ospedale moderno e completo di tutte le specialità, già pronto per accogliere gli specialisti del CCPM. A fine mese l'equipe sarà impegnata anche in una nuova missione in Etiopia, con 50 interventi programmati in 6 diversi ospedali tra la capitale Addis Abeba e il nord della nazione. A Gibellina si aprono per la prima volta i sotterranei dei Belice Epicentro, un tempo utilizzati per gli archivi. Fino al prossimo 31 dicembre ospiteranno 2 mostre. Ci dice tutto Laura Spano. Dalla ferita del sisma del 1968 al Laboratorio Nazionale di Rigenerazione, Gibellina, prima capitale italiana dell'arte contemporanea, apre le porte dei sotterranei di Belice Epicentro in una operazione di recupero unica. Gli spazi adibiti un tempo ad archivio ora ospitano 2 mostre: Luce residua di Rossana Taormina e Mummie di Philippe Bergson, artista francese scomparso un anno fa. Questa installazione, attraverso la parola memoria e attraverso la luce che ne illumina oppure toglie luminosità ad alcuni degli elementi che compongono la parola, non è altro che la trasposizione di questa forza, di questa vitalità della memoria, che non è mai materia inerte, ma che ha sempre delle nuove domande da porci. La mostra Mummie, allestita da Gaetano Costa, si sviluppa intorno alla celebre installazione Cappuccini Mon Amour, ispirata alle catacombe dei Cappuccini di Palermo, luogo emblematico della cultura visiva e spirituale della città. Le mummie esposte sono state realizzate con materiali eterogenei, tra questi ferro e ossa animali. Per me la scelta dei 2 materiali principali, che non sono i soli, ma sono quelli che comunque lo hanno caratterizzato di più, che sono il metallo e le ossa, ecco, in quel caso c'è un dialogo naturale che a me ha sempre ricordato il linguaggio umano. Le 2 mostre rimarranno aperte fino al 31 dicembre prossimo. Artisti uniti per Niscemi, evento solidale ieri sera in piazza Vittorio Emanuele, una serata all'insegna della musica per sostenere la comunità duramente colpita dalla frana dello scorso gennaio. Tra i tanti nomi Mario Biondi e Fiorello. Ci racconta tutto Emanuela Corsi. Che bello sapervi tutti lì per Niscemi, per la Sicilia. Tra gli artisti uniti per Niscemi c'era anche Fiorello. Lo showman siciliano, attraverso un videomessaggio, non ha fatto mancare la sua vicinanza alla comunità colpita dalla frana dello scorso gennaio durante l'evento benefico Art is This, Artisti uniti per Niscemi. Io lo dico sempre, la Sicilia una regione a statuto autonomo, ma la Sicilia ha anche un cuore, un cervello autonomo. Ci aiutate? Siamo contenti. Non ci aiutate? Facciamo da soli. Un abbraccio a tutti voi da Ciuri. Ciao a tutti, viva Niscemi, ciao! Sul palco di piazza Vittorio Emanuele un cast corale di artisti ha aderito all'iniziativa diretta da Punte a Capo e condotta da 2 volti noti delle nostre emittenti, Desiree Ferlito e Ruggero Sardo. Grazie a voi! Grazie a voi, grazie Niscemi, grazie per questo calore, grazie per questo affetto, che possa per voi essere inizio. Tanti cantautori e musicisti siciliani, tra questi Lello Analfino con la T-Orchestra, Bella Morea, Luca Madonia, Salvo Piparo, Vincenzo Spampinato e gli Sugar Free.
super ospite della serata il crooner catanese Mario Biondi. Proviamo a cantare. Le somme raccolte andranno a un fondo dedicato del comune di Niscemi destinato alla comunità colpita. Non solo spettacolo quindi, ma un'occasione di vicinanza concreta e di rinascita collettiva. Grazie Desiree Ferlito! Grazie Ruggero Santo! Artesismo, viva Niscemi! Bene, ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, perché a Reggio Emilia svaniscono le speranze del Palermo di poter tornare in corsa per la promozione diretta. Rosanero che pareggiano 1-1 e adesso si proiettano verso i play-off, come ci racconta Marco Gullà. Il pareggio di Reggio Emilia fa calare il sipario sul campionato del Palermo, almeno per adesso. Quando mancano 2 giornate alla fine della regular season, i rosanero non possono più matematicamente raggiungere la promozione diretta e ufficiosamente nemmeno il terzo posto, considerato che il Frosinone in questo momento ha 6 punti in più dei siciliani. Il Palermo terminerà quarto e dovrà giocarsi la Serie A ai playoff. Ieri contro la Reggiana, la squadra di Inzaghi, dopo essere passata in svantaggio, ha trovato immediatamente il pari nel primo tempo con Palumbo, poi una serie di occasioni mancate e il rischio anche di perderla nel finale con il gol annullato a Rover. Partita è che quando fai più di 20 tiri in porta devi fare più gol. Abbiamo avuto occasioni clamorose, il loro portiere ci ha esaltato e noi dovevamo avere un po' più di cattiveria, essere un po' più bravi. È chiaro che nell'unico tiro in porta abbiamo preso gol e poi la squadra ha cercato fino alla fine di vincerla, anche esponendosi a contropiedi perché voleva portare a casa questa vittoria. Non ci siamo riusciti, adesso però andiamo avanti, dobbiamo chiudere il nostro campionato bene. Il Palermo però ha forse un vantaggio rispetto alle dirette concorrenti, è già mentalizzato a dover giocare i playoff e a farlo da protagonista. A Reggio Emilia, tra i migliori in campo, Antonio Palumbo. È stata una partita molto difficile, loro ci aspettavano bassi, c'erano pochi spazi e avremmo dovuto muoverla un po' più velocemente, cercare di trovare più cross possibili, ma non ci siamo riusciti. Prossima sfida al Barbera il 1° maggio contro il Catanzaro. Bene, questo era l'ultimo servizio. TG Sicilia finisce qua. Grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento di serata. Arrivederci.